partita la gara con il calcio d'inizio ad opera della formazione ospite che gioca con un'integrale divisa bianca, loro che sono Granata, ma ricordiamo ovviamente quelle che sono le disposizioni del calcio dilettantistico. La formazione in casa gioca con la divisa ufficiale, gli ospiti invece devono praticamente assecondare stavolta, cioè, o meglio esattamente al contrario, ma in questo caso di tutta evidenza come la Real Aversa abbia dato l'ok al Catania di poter giocare invece con la divisa ufficiale, quindi rosso-azzurro, mentre c'è la rimessa con le mani da parte di Formicola, l'inserimento per Grassamà, il tentativo di dialogo passando poi da Strianese direttamente però tra le braccia dell'estremo difensore del Catania. Stava per ripartire la formazione rossazzurra, il movimento di Romano, poi c'è Francesco Lodi tra due avversari, si disimpegna bene il Catania, va Pisarda con il sinistro, pallone che oltrepassa la linea media del campo, arriva di testa Nespoli e mette un punto esclamativo. Primi minuti, subito velocità. Sicuramente due formazioni stravolte nel loro organico. Il Catania punta forte su Ciccio Lodi, assenza pesante quella di Rizzo sicuramente, e punta forte su Jefferson e De Luca. Quindi questi i cambi più essenziali da parte del tecnico rossazzurro. Prova ad andarsene nel frattempo Castellini, meriterebbe il cartellino giallo subito in apertura per questo fallo. Il giocatore strianese, Domenico Strianese, ricordiamo che l'altro invece si chiama Mario e oggi sconta il turno di squalifica. Riguardiamo nel frattempo le immagini che riguardano prima questo brutto fallo su Francesco Lodi. Meriterebbe il cartellino giallo, l'arbitro evidentemente non se l'è sentita di estrarre subito, pronti e via il giallo. Per quanto riguarda il Real Aversa, formazione giovanissima, brillantissima, che ha fatto molto bene in questo avvio di campionato, avendo come obiettivo quello di una salvezza tranquilla. Una squadra molto brillante che ha cambiato da poco tecnico e che si schiera con questo 4-3-3 con dei giocatori, il più vecchio è un 98, quindi 24 anni, una serie di giocatori giovanissimi. È la seconda squadra più giovane di questo campionato, mentre attenzione, c'è subito la possibilità per il Catania di andare in profondità. I primi applausi sono tutti quanti per Castellini, che mette un pallone a mezza altezza anticipato nel tentativo di incursione offensiva, ma guardate il movimento di Castellini e subito però su di lui la chiusura di Boemio, che mette il pallone oltre la linea del fondo. C'è Francesco Lodi che si propone come al solito dalla bandierina per il calcio d'angolo. Si gioca in un autentico clima da Maracanã, con davvero un rimpallo incredibile mediatico. Lodi, il colpo di testa all'interno del rigore, ci arriva ma soltanto per un istante, poi dalla distanza ci prova ancora una volta Castellini, ribattuto nuovamente il tiro con Jefferson che è forchignone, soprattutto che in posizione centrale stava per staccare di testa in anticipo di qualche centimetro su di lui. Partita iniziata da 3 minuti e 42 secondi, risultato ancora fermo ovviamente sullo 0-0. Lorenzini, Castellini in avanti, De Luca, c'è una posizione però irregolare che è stata prontamente segnalata dal primo assistente del direttore di gara, era finito praticamente in posizione regolare Vitale e quindi c'è Marco Carli nel frattempo che a bordo campo ci può dare già qualche dettaglio in più sulle panchine. Allora, le panchine, vi dico, i due allenatori già proiettati, come sapete, insomma, l'area tecnica della panchina qui al Massimino è molto larga e lunga, arriva molto vicino alla linea laterale del campo. Sia Antonio Maschio che Giovanni Ferraro sono proprio vicinissimi alle due squadre. Ferraro ha chiesto ai suoi, come sempre, di rimanere corti, ancora non ha detto, non ha fatto indicazione ai suoi di quello che ha riferito ieri in conferenza stampa. Vuole un Catania più veloce, vediamo se riuscirà a esserlo in questa partita. Tentativo di proiezione offensiva da parte della Real Aversa con due rimpalli e con Grassamà che perde l'attimo per andare a calciare, si era un po' per un attimo perso Somma e Grassamà
ne ha approfittato, la posizione era favorevole ma il secondo rimpallo non lo ha aiutato nel tentativo di scoccare un tiro che è arrivato facile però tra le braccia di Betters. Sull'altro fronte invece prova ad affondare il Catania, pallone che si perde oltre la linea dell'out. Carlo, pensare che domenica scorsa soltanto le aree tecniche e il contorno della pista atletica era lo stadio di 7 giorni fa dove ha giocato il Catania. Conosciamo benissimo lo stadio di San Cataldo, stadio Attenzione, piccolino. scusami, doppio passo sul settore di sinistra, c'è un fallo di mani ma l'arbitro dice che è tutto regolare, riparte quindi nuovamente il Catania con Vitale, il tentativo di sporgersi fino in profondità, non riesce l'appoggio per De Luca, la palla è fuori. Invece attenzione, molta attenzione a Grassamà, è un giocatore talentuosissimo, non è una prima punta, è un falso 9, ma con le sue accelerazioni, con la sua imprevedibilità può mettere in seria difficoltà la difesa del Catania. Eh sì, giocatore che ha militato nel Nola, nel Potenza prima di arrivare qui nel Gozzano, giocatore della Guinea, comunque i numeri ci dicono che è una punta centrale, ma ovviamente si adatta a più posizioni. Forchignone sull'auto di destra del campo, lotta tra numeri 11 all'interno del rigore, prova la girata di testa Jefferson, si merita gli applausi dello stadio Massimino e anche l'inquadratura a tutto schermo da parte della nostra camera che entra dentro il rettangolo di gioco. Guardate, la giocata prima di Forchignone e poi la girata di testa di Jefferson e il pallone si perde pochi centimetri a sinistra della porta difesa da Antonio Russo, ma ovviamente una Catania che si propone anche con gli attaccanti e che sta giocando un buon calcio sulle due corsie esterne. Lungo il rinvio di Antonio Russo, ci arriva ma solo con le mani Formicola quando il pallone era già comunque al di là della linea dell'auto. Attenzione, il movimento di Strianese tra due avversari, poi perde il pallone, buono il primo controllo di Vitale, non altrettanto il secondo. Attenzione per Grassamà, avanza palla a piede, Grassamà prova il tiro con l'interno del destro. Attenzione a questo ragazzo, ha detto Carlo Breve, attenzione a dargli spazio e soprattutto corsa. Ecco che queste sono le caratteristiche di Grassamà, giocatore che ama partire da lontano. Nella vecchia gestione del Real Aversa giocava dietro la prima punta, giocatore in grado di saltare facile l'uomo e arrivare spesso alla conclusione. E occhio anche a Cavallo. Cavallo è un esterno che gioca a destra a piede invertito, ama entrare dentro il campo. Questi attaccanti così rapidi potrebbero mettere in difficoltà i difensori del Catania. Riparte però la formazione rossaazzurra, avanza, palla al piede, c'è un fallaccio, c'è il primo cartellino giallo, se lo merita tutto Nespoli che va praticamente, è inutile che si lamenti Nespoli, va davvero direttamente sui piedi dell'avversario. Nespoli dice, leggiamo il labiale, il primo fallo, ma non c'è una gerarchia. Forchignone che aveva allungato bene la falcata, così memore dei tempi in cui ha iniziato la sua carriera da titolare nella formazione rossazzurra. Francesco Lodi pronto a battere il calcio di punizione, siamo comunque distanti 12 metri dalla linea che delimita l'area di rigore, due uomini in barriera, tutti invece quelli della casacca rossazzurra si trovano sulla linea che delimita l'area di rigore. Nessuno ovviamente vuole scattare in posizione irregolare prima che scocchi il calcio di punizione di Francesco Lodi. L'arbitro controlla la ricorsa di Lodi, la scodella in zona dove non può essere raggiunto da nessuno. Il lancio di Lodi, poi Lodi parla con i compagni e dice beh, che dici? Comunque sia, è andata così questo calcio di punizione, ci rifaremo sicuramente nel proseguo di questa partita. Il sole accompagna le immagini che state vedendo dello stadio Angelo Massimino quando siamo giunti al 9° minuto nella corsa di questo primo tempo. Il risultato è di 0-0. Al 5° minuto Jefferson di testa ci ha provato, è arrivato invece Grassamà a provare il tiro con una pallone che si è perso comunque 1 metro a destra della porta difesa da Betters, ma è una buona Catania quello che stiamo vedendo oggi in campo. La lunga rincorsa di Palermo, poi in Cespica nel momento del lancio a Forchignone,
Forchignone non può farci assolutamente nulla, si dispera proprio Palermo, che avrebbe voluto servire un assist migliore al compagno di squadra. Salta invece con buona scelta di tempo Somma, e quella è la posizione che probabilmente sarà più privilegiata dai giocatori della Real Agroversa. Castellini sul settore di sinistra per Vitale, ancora un fallo su di lui, anzi no, l'arbitro dice che è tutto quanto regolare, il controllo è stato sulla pallone, sfera che si perde fuori, si riprende quindi a giocare con il lungo rinvio, così come quasi sempre ha fatto sinora, di Antonio Russo, a meno che non preferisca cedere il servizio alla compagna di squadra Bonfini. La rincorsa di Russo, poi il tiro quasi sbilenco a cercare Boemio sul settore di destra. Castellini chiude il tentativo di traiettoria dove Strianese si trovava su quella corsia, e quindi nulla di fatto. 11 minuti, partita con una fiammata iniziale, e adesso due squadre che comunque fanno giocare, sia il Catania ovviamente da capolista, da campione d'inverno, perde un pallone, attenzione, a centrocampo il Catania, si dispera Lodi, ma loro ne approfittano, e fortunatamente Romano ci abbatte il destro e si dispera anche Romano, ma lì dobbiamo fare molta più attenzione sui controlli a centrocampo. Avete visto prima il tocco e la pallone che si è perso comunque fuori, inquadratura per Grassamà, mentre Peters con la maglia lavica, la divisa lavica rossa-azzurra, rimette il pallone dal fondo. C'è stato un grossolano errore di Lodi in una facile ripartenza del Catania, che ha scatenato invece la ripartenza del Real Aversa. Non è stato bravo, direi, nella scelta il centrocampista dei Campani, poteva scegliere un'altra soluzione piuttosto di andare al tiro. E Strianese si è fatto però ingolosire dalla posizione centrale e dalla lunga rincorsa. Bene così, comunque bene per come poi si è conclusa l'azione. Più attenzione a centrocampo, insomma all'indietro per Peters con i piedi, ancora Peters, filtro, giocano alti giocatori del Real Aversa, arriva Romano, pallone che anzi non gli arriva per il pronto sussidio sul fronte offensivo della Real Aversa. C'è un signore che si chiama Rapisarda e che ha la maglia numero 5 e prova a sradicarle tutte. Cambia gioco il Catania verso Castellini, all'indietro per Lorenzini, tutta indietro tranne Grassamà, la linea bianca dei giocatori del Real Aversa. Attenzione con De Luca, Vitale mette il pallone al centro, ancora De Luca, il controllo, poi sciabolata sbagliata e poi non riesce Jefferson a controllare un pallone in mezzo al guado, sfera che si perde, però poi oltre la linea dell'out l'ultimo tocco è dell'attaccante rosso-azzurro. Si riprenderà pertanto a giocare con una rimessa con le mani a favore della Catania, ex a favore della Real Aversa. Formicola la gioca, pallone che rimbalza dalle parti di Domenico Russo. Sono tre i Russo che giocano nella formazione di casa: Antonio Russo, Vincenzo Russo, che oggi mi pare sia in panchina, ci è arrivata la distinta con notevolissimo ritardo, ma andremo a controllare probabilmente anche questa, anzi no, lo hanno lasciato a casa. E poi Antonio Russo, che è il portiere titolare di questa squadra, gioca sulla corsia esterna di sinistra il Catania all'interno dell'area di rigore, poi pallone giocato, quasi piazzato la parata di Antonio Russo, e Forchignone che ha scaricato il tiro dal limite dell'area di rigore, un pallone che probabilmente doveva essere investito d'altra violenza, ma guardate bene De Luca, poi il rimpallo, la rincorsa breve di Forchignone, il tiro, ha cercato di piazzare il tiro piuttosto che andare a controllare forte la battuta. Attenzione che però riparte nel frattempo il Real Aversa, l'ottima diagonale
Ma con Castellini è Eh dura sì. avere la meglio. Che bravo però Castellini, da sinistra a destra, sbaglia nel frattempo invece Forchignone, qualcosa non funziona nelle linee di mezzo con Rapisarda che viene scavalcato, attenzione, Enes Grassama con Gassama e poi con lavoro di Strianese sulla corsia di sinistra, attenzione, pallone che riesce a filtrare per Cavallo, chiusura da parte di Somma, primo calcio d'angolo che batte il Real Aversa e subito linea a Marco Carli. Per dirti che le indicazioni maggiori che arrivano dalle panchine del Catania anche da parte di Zeoli sono per Palermo. Ti spiego il perché subito dopo la battuta del calcio d'angolo. Infatti dalla bandierina di sinistra rispetto al fronte offensivo siamo sotto la curva nord del Catania e quindi è normale che piovano i fischi. Con Cavallo mette il pallone a mezza altezza, attenzione, il destro da parte di Formicola è praticamente un racconto da dimenticare. Pallone che viene sbagliato clamorosamente e sull'errore di Formicola io torno a dare la linea invece a Marco Carli che ci spiega che succede. Sì, perché Palermo viene ritenuto fondamentale nel ruolo di Rizzo, insomma, che ricopre Rizzo spesso e volentieri, è fondamentale per riuscire a fare da raccordo appunto fra Rapisarda e Forchignone sulla destra. Sappiamo quanto conta per il Catania la catena di destra. Altra situazione particolare, avrete notato sicuramente che prima del calcio d'angolo del Real Aversa di poco fa, De Luca è arrivato proprio quasi sull'esterno di destra. De Luca ha libertà di movimento e può lavorare fra le linee, è questo che viene chiesto all'esterno sinistro in questo caso del Catania. Tanti complimenti che arrivano proprio per Palermo in quest'ultima azione. Vi dico dall'altra parte invece Maschio che è prodigo di consigli per i suoi giovanissimi, lo diceva prima Breve, sono 6 gli under in campo per il Real Aversa, a questi si aggiungono altri 2000, per cui insomma i millennials in campo sono 8 per la squadra di Maschio e stanno facendo tutto sommato bene. A te. Sì, è una formazione praticamente giovanissima, quello che riguarda il parco giocatori con un'età media di 20 anni e 9 mesi. Questo è praticamente il score, mentre attenzione c'è una proiezione all'interno del rigore, la parata incredibile dopo la botta da parte di Jefferson che non ci ha creduto forse, no, perché ha tirato piazzando il tiro, ma si è trovato davanti proprio Antonio Russo. Guardate come è arrivato a questo punto dopo che De Luca gli ha messo il pallone, Jefferson, la parata quasi involontaria da parte di Antonio Russo e c'è subito il calcio d'angolo, lo batte Lodi sul primo palo, De Luca con l'attacco, pallone che esce fuori. Dopo ovviamente torneremo a dare la linea mentre Lodi si fa sradicare il pallone dai piedi da parte di Formicola che esce fuori anche molto bene. Anche Forchignone, un rimpallo favorisce poi la formazione di Aversa. Quasi 50.000 abitanti, ne sono venuti 14 da Aversa. Poco fa c'è stata un'azione molto pericolosa del Catania perché su palla libera con palla a Lodi c'è stato l'attacco alla profondità di ben 4 giocatori del Catania che hanno riempito l'area e sono arrivati alla conclusione in maniera molto pericolosa. Jefferson è stato l'autore del tiro che ha praticamente concluso l'azione di cui parlavi tu, Carlo, mentre saltano la linea mediana del campo i giocatori allenati da Antonio Maschio. 4 settimane siede sulla panchina del Real Agro Aversa, reduce da 2 situazioni comunque positive, una vittoria e un pareggio al recupero, mentre in tribuna VIP vediamo siede il quartier generale del Catania. Torniamo sul campo, Jefferson, il controllo, il contrasto, il fallo su di lui ad opera di Bonfini. Bacca al 79 della formazione rossazzurra in questa maglia che ha 2 numeri che un po' disegnano le caratteristiche di Jefferson, il 7 e il 9 erano tutti e 2 occupati. Ha scelto bel 79
per piazzarselo anche oggi, che ovviamente la gioca da titolare. Romano, attenzione, bravo, e chiude De Luca, sta facendo un buon lavoro su quella corsia. De Luca, così come giustamente ci diceva Marco Carri, ha libertà di movimento e di cercarsi lo spazio, sta correndo parecchio dall'inizio di questa partita. Dal lato destro invece della catena di destra l'assenza di Sarno è un'assenza pesante, perché col suo rientrare col piede mancino a piede invertito favorisce sempre le incursioni di Rapisarda. Forchignone è un giocatore dalle caratteristiche completamente diverse e finora non è un caso che Rapisarda non è mai riuscito ad arrivare sul fondo. Diciamo che però anche Sarno aveva probabilmente insieme a Sarao giocato tutte quante le partite ed era atleta che ha bisogno di un momento anche per poter rifiatare, e magari, ovviamente, sono assolutamente convinto, lo ritroveremo nei secondi 45 minuti di questa partita. Lodi gioca per Vitale, titolare sempre, il numero 24 del Catania, insieme a Lorenzini. Lo chiederemo ad Alessandro Vagliasindi come statistiche già domani su Corner, ma Vitale mi sembra uno di quei giocatori al quale ovviamente il tecnico rossazzurro non rinuncia mai, parte sempre da titolare. Finora mi pare che abbia avuto sempre un rendimento, ricordiamoci che si tratta di un under particolarmente elevato, di quei giocatori che non sembra che diventino un probabile, anzi certa plusvalenza, ma le ha giocate tutte da titolare e tutte quante bene. Rimessa con le mani nel frattempo, Lorenzini la gioca per Somma, si fa vedere Rapisarda, Somma invece preferisce tagliare per Forchignone col destro, poi rientra sul sinistro. Forchignone, non c'è fallo su di lui e non c'era probabilmente ad opera di Formicola, gli toglie il pallone dai piedi, può andare il tentativo della ripartenza, il taglio da destra, l'appoggio poi per linee centrali, non appoggia invece per Del Prete, riconquista il pallone il Catania, lo fa sull'auto di destra del campo con Palermo che avanza, palla al piede, ancora il giocatore della maglia numero 23 della formazione rossazzurra, Marco Palermo, non raggiunge invece con il lancio Forchignone. Lì ci sono differenze di misura, perché Forchignone gli deve dare il pallone basso, perché altrimenti Bonfini ha 25 centimetri di più di stazza, classico difensore centrale, quello che è il vice capitano del Real Aversa. In queste situazioni, quando il Catania riparte, dovrebbe cercare di appoggiare con più uomini la fase offensiva, invece in questa ripartenza erano veramente in pochi e quindi hanno dato vita facile alla difesa di riposizionarsi, alla difesa del Real Aversa. Palermo di testa, Forchignone, solito controllo col destro prima di rientrare sul sinistro, l'appoggio troppo lungo e profondo, non riesce, l'appoggio per orizzontale facile tra l'altro per Vitale. Si riparte quindi con una rimessa con le mani affidata a Vincenzo Boemio. Boemio, lo scambio con Cavallo per corsie brevi, palla da capo messa fuori, e la stereofonia dello stadio Angelo Massimino, che è quella che regala a tutti gli spettatori dello stadio due curve con gli ultra della Catania. È una delle caratteristiche rare che abbiamo qui a Catania, due curve per gli stessi tifosi. Rapisarda, Somma, ancora Somma. È una Real Aversa che gioca aspettando il Catania, gli lascia spazi, però poi è pronto a ripartire, soprattutto lì, attenzione, nel cerchio di centrocampo, tutto solo è Domenico Russo, l'apertura a destra per Cavallo, Cavallo prova a giocarla con il sinistro, cerca anche di piazzare il tiro ma non ci riesce, il pallone si perde abbondantemente alto sulla porta difesa da Beters, ma attenzione perché questi palloni persi a centrocampo, c'è stata
davvero un'area del campo di 25 metri quadri senza presidio di maglie rossazzurre. Vedi Angelo, delle due mezze ali del Real Aversa, Russo è quello che più si butta negli spazi ed è favorito dal rientro sempre del mancino Cavallo, e poco fa sono stati abbastanza pericolosi proprio in una situazione del genere. Del Prete spiega all'arbitro che non ha commesso fallo, ma l'arbitro aveva fischiato. Il Catania ha rimesso il pallone in gioco, tra l'altro anche sbagliando, questo fallo tutta la vita. Inutili le scuse. Lodi batte il calcio di punizione, pallone che arriva a destra dove comunque non riesce a controllarlo Forchignone, commette fallo, calcio di punizione per il Real Aversa. 25 minuti dall'inizio di questa partita, risultato di 0-0. Bonfini all'indietro, poi preferisce Strianese, servire direttamente Russo con la a destra per Boemio. Siamo una parte illuminata dal sole del rettangolo di gioco allo stadio Massimino. Perdono il pallone, lo perde però anche Lodi, c'è un fallo di mani ad opera di Gassama, l'arbitro se ne avvede, ferma il gioco quando comunque la palla era in possesso dei rossazzurri. Volevano il vantaggio quelli della Catania. Lodi la batte centrale per Palermo, all'indietro Lorenzini per Somma, si fa vedere la Pisarda, non viene servito, si preferisce il taglio all'indirizzo di Jefferson, corazziere Raimondo Pio. Bonfini, facile la sua lettura, l'anticipo. Adesso sembra che il Catania abbia un po' perso le accelerazioni dei primi minuti di partita. Ovviamente controluce deve giocare Boemio con Marco Carli che si è rialzato evidentemente alla sua postazione. C'è qualcosa che ha da dirci, Marco? Allora ti dico intanto di incoraggiamenti che arrivano da Zeoli ma da tutta la squadra, anche i compagni, per Forchignone dopo quel passaggio un po' andato a vuoto qualche minuto fa, perché è molto importante Forchignone, come diceva anche Breve poco fa, per dare slancio alla catena di destra. A proposito di catena di destra, sto notando quello che fa Rapisarda, ma soprattutto quello che fa Romano, il giocatore con la maglia numero 11. Attenzione perché c'è un movimento all'interno dell'area di rigore con Domenico Russo. Ne abbiamo parlato, Carlo Breve aveva sottolineato come di tutti è probabilmente il giocatore che si accentra di più, ma soprattutto cerca la profondità, taglio di 35 metri, mentre attenzione, pasticciamo nella linea difensiva sull'auto di sinistra del campo Romano. Siamo costretti a rifugiarci in calcio d'angolo, anzi no, perché il pallone non esce fuori, però rimane presidiato dalle maglie bianche del Real Versa. Siamo dal lato corto dell'area di rigore, lo spiovente al centro, poi il tentativo di girata da parte di Strianese e poi anche quello di Romano. Torniamo nuovamente in possesso palla, ma fatichiamo ancora, limite dell'area di rigore, prova a caricare il destro Domenico Strianese, ribattuto, palla fuori. Carlo. E sai Angelo chi c'era in questa situazione a levare le castagne dal fuoco? È stato Ciccio Lodi, è stato bravissimo a mettersi nella linea dei due difensori centrali e a intervenire di testa in una situazione che stava diventando veramente pericolosa da parte del Real Aversa. È intervenuto di testa come un difensore centrale, bravo a inserirsi nella linea dei due difensori, bravo Lodi. Mentre Carlo, segnaliamo anche a Marco Carli che ci sono già i primi giocatori al Catania che si stanno riscaldando, magari ci darà un report tra qualche istante. Poi ci sono già sì, vai. Che appunto li vedevo in questo momento, ci sono Andrea Russotto e Boccia che si stanno scaldando per il Catania già alla mezz'ora praticamente della partita. Ti dicevo prima di Rapisarda, lascio a te. Due avversari. Prova adesso l'inserimento ancora Russo dal settore di sinistra. Siamo chiamati a difenderci con la possibilità di Somma di recriminare per un tocco di mani dell'avversario all'interno del rigore. L'arbitro se ne avvede, era sempre Domenico Russo tra i più pericolosi. Marco.
Dicevo, guardavo la coppia che si crea sul fronte destro del Catania o sinistro del Real Aversa, a seconda delle interpretazioni, fra Rapisarda e Romano, il numero 11 in maglia bianca, che lo segue quando Rapisarda avanza praticamente fino all'area di rigore del Real Aversa. Abbiamo perso le distanze a centrocampo, ne sta approfittando il Real Aversa in due tempi, respinge poi Peters, ma pallone ancora che rimane vivo all'interno del rigore con il Gassama che riesce poi a girare. Catania che si difende, mette il pallone oltre la linea del fondo consegnando il calcio d'angolo alla squadra del Real Aversa. Riguardiamo nuovamente questa lettura con questo tiro, l'uscita di Peters, la respinta e poi c'è Palermo, non sanno se a chi è consegnare il pallone con Rapisarda, ne favorisce Gassama, mentre attenzione siamo ritornati nuovamente con le immagini in diretta all'interno dell'area di rigore. Bravissimo Peters con la punta delle dita sulla girata di testa di Nespoli, pericolosissimo il Real Aversa in questi minuti. Abbiamo bisogno del conforto del pubblico dello stadio Massimino, ci arriva con la punta delle dita al 31esimo minuto con Nespoli e con Peters che para, mentre di tacco provano ancora quelli della formazione di Antonio Maschio. Può ripartire il Catania, però nel frattempo siamo in posizione regolare con Forchignone, l'apertura sul settore di sinistra del campo dove interviene De Luca, il taglio sull'altro fronte, pallone che viene scodellato per Castellini che si è spostato praticamente nella posizione di esterno di destra, riesce però a conquistare soltanto il calcio d'angolo, ma ci siamo distesi in 4 passaggi, abbiamo cercato la profondità. Adesso Castellini ritorna nuovamente a presidiare la corsia di sinistra, neanche calcio d'angolo perché il pallone poi è carambolato al di là della linea dell'out con le mani, lo raccoglie Rapisarda, ancora una volta Rapisarda, il controllo tra due avversari, lo scarico per Forchignone all'indietro, per Somma non riusciamo a sbucare però per linee orizzontali. Adesso dobbiamo provare invece a verticalizzare con Jefferson, con Vitale, l'appoggia a destra per Rapisarda, deve avanzare Rapisarda, pallone scodellato al centro del rigore, viene liberata però l'area della Aversa Normanna, ci prova il Catania, stavolta sul segmento di sinistra, lo scarico sbagliato per Lodi, costretto a rincorrere il pallone, poi ancora all'indietro, si chiudono bene, giocano in 25 metri di campo i giocatori della Real Aversa che, diciamolo chiaramente, nei 4 minuti che hanno preceduto il 33esimo minuto sono stati particolarmente pericolosi. Ricordiamo la parata di Jefferson sulla girata di testa da parte di Nespoli. Il Catania deve stare tranquillo, calmo, sempre sul pezzo, perché prima o dopo i giovani del Real Aversa qualcosa te la concedono. Il lancio, la posizione però è irregolare, ma non mi è parso che ci fosse la posizione regolare sul tiro di Forchignone, ma il guardaline ha subito segnalato, lo rivedremo con le nostre immagini, non abbiamo purtroppo potuto esultare proprio perché ci siamo accorti in tempo reale della segnalazione del signor Romagnoli di Albano Laziale, che aveva alzato per tempo la bandierina, ma se c'è fuorigioco davvero da questa angolazione ci è parso davvero millimetrico. Rivediamolo, questo è il lancio di Jefferson e forse non era proprio Forchignone il giocatore in posizione regolare, ma qualche maglia rossa-azzurra là davanti probabilmente c'era. Attenzione, Gassama a destra per Carlo Cavallo prova ad involarsi sul settore di destra, arriva Castellini in seconda battuta, arriva prima di lui però De Luca, gli sdraitica il pallone dei piedi, poi Lodi, piatto per Vitale tra due avversari, la mette direttamente in sicurezza fuori, sarà Boemio a riprendere le operazioni di gioco con la rimessa con le mani. 34 minuti dall'inizio di questa partita, una partita più complicata di quella che potevamo immaginare, però comunque una partita che ancora gravita sul risultato di 0-0. Sappiamo che tutte le squadre che affrontano il Catania
mettono il 110% e non di bonus ma di malus. E adesso però si gioca al calcio, e quando si gioca al calcio i valori tecnici delle due formazioni prima o poi devono venire fuori, e riteniamo sarà così anche questa volta per il Catania. Ma intanto si gioca. Bonfini per Russo con i piedi, Russo si fa vedere Romano, l'anticipo di Rapisarda, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore della Real Agro Aversa, anzi rimessa con le mani, ma torniamo nuovamente con Del Prete, poi Nespoli a destra per Boemio, movimento come al solito di Domenico Russo che entra all'interno dell'area di rigore, arriva benissimo su di lui Lorenzini, sradica pallone dai piedi con eleganza e tecnica, mentre lì in mezzo abbiamo difficoltà, lo imbucano tra due. Jefferson, apertura a sinistra, tocco ma rimpallo che favorisce la Pisarda, si fa vedere Forchignone col sinistro tra due avversari, poi ritorna ancora una volta Forchignone, arriva però dalle retrovie Palermo che mette palla al centro, ancora viva però all'interno dell'area di rigore, saltano in tanti, ancora Palermo però può caricare il sinistro, non è nelle sue corde quantomeno in questo istante, allontana la sfera il Real Agro Aversa, poi interviene pure Gassamà, ultimo tocco e non riescono per evitare il calcio d'angolo perché la pallone si spegne l'MLM al di là della linea che delimita il fondo, con Lodi che è pronto a battere il calcio d'angolo per il Catania, con Palermo che però rimane dolorante a terra. Vedremo quali sono le eventuali risultanze, l'arbitro comunque va subito a fare intervenire lo staff medico della Catania. Forchignone nel frattempo ne approfitta per parlare con il signor Simone Gavini di Aprilia, che ha avuto finora una direzione lineare la partita. Forse Palermo è stato toccato duro nel precedente contrasto, è rimasto dolorante, si rialza però numero 23 della formazione rossazzurra. Ricominceremo con un calcio di angolo dalla bandierina e Carlo Breve si prepari. Intanto aspettiamo che Francesco Lodi batta il calcio d'angolo. Ci sono 3 maglie rossazzurre nella difesa a maglie bianche dei giocatori dell'Aversa, poi marcatura a uomo per gli altri 2 del Catania. Pallone scodellato con i pugni, esce Antonio Russo, la rovesciata, pallone esterno della rete, peccato perché poteva essere una buona azione di Jefferson che ovviamente impreca, guarda gli occhi al cielo, e Jefferson al minuto 38esimo sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, suo tiro è andato a perdersi nella parte alta della rete, ma dopo aver sorvolato la traversa. Tra un attimo ovviamente rivedremo anche questa immagine. I minuti ne sono trascorsi 38-50 secondi. Guardate l'uscita a pugni chiusi da parte di Russo e poi la rovesciata di Jefferson, palla alta. In una partita come Peccato. questa, dove ci sono poche occasioni da rete, poca fluidità nel gioco, ci si aspetta qualche giocata più importante, soprattutto agli uomini più di punta del Catania. Vedi De Luca che deve prendersi qualche responsabilità in più. Quando la squadra riparte e ci sono degli spazi, deve tentare l'1 contro 1 e andare lui al tiro piuttosto che cercare un passaggio semplice. E qui abbiamo l'uomo di calcio, l'uomo che racconta la sua carriera da giocatore ma anche da allenatore. E invece vediamo l'uomo da bordo campo, il più famoso in Australia, sicuramente, che è Marco Carli. Non ti sento però. Sì, adesso sto, ecco, Eccoci mai famoso come te, non no, solo in Australia ovviamente. Entriamo nelle case delle persone in tutto quanto il mondo, mentre attenzione c'è una cartellino rosso, espulsione diretta, e qua No, è doppio giallo, doppio Angelo. giallo, ci sta tutto, intervento
di Nespoli, che era stato l'autore del primo fallo importante di questa partita e adesso è tornato nuovamente a commettere fallo. Inutile che si lamenti il ragazzo classe 2001, secondo giallo ci sta tutto e adesso magari un'altra partita. E vedi Angelo, quando dico che il Catania deve stare calmo, sereno e tranquillo perché qualcosa il Real Aversa grazie alla gioventù ti può regalare, e proprio questo è un grande regalo da parte del Real Aversa, una doppia ammonizione ingenua che lascia la squadra in 10, e ora per il Catania sicuramente può essere più semplice trovare la via del tiro. Anche perché francamente eravamo in una zona del campo che non legittimava questo fallo proprio sotto gli occhi del direttore di gara e perciò arriva il cartellino giallo. Esce Nespoli, ancora impreca, ma deve imprecare su se stesso, mica sulla condotta del direttore di gara. C'è il calcio di punizione che batte il Catania, manco a dirlo, lo batte Francesco Lodi da una posizione che ovviamente preclude una cross al centro della rigore. Difatti così è, pallone girato di testa, però Vitale lo alza e poi a campanile arriva facile Antonio Russo. Immagini anche per Lorenzini. Vedi Angelo, dal 40esimo in poi è zona Catania. Sì, sempre così. O si fa gol o si è in una situazione di superiorità numerica, e quindi adesso con calma il Catania potrà sfruttare l'uomo in più, trovare più spazi e arrivare meglio al tiro. Avete visto difatti il colpo di testa di Vitale che non è riuscito però a schiacciare il tiro, e pallone che si è perso poi facile per l'intervento di Antonio Russo, ma ricordiamolo che dal minuto 41esimo Nespoli ha praticamente lasciato in 10 la formazione, con il Catania che adesso la gioca dalle parti di Palermo, non riesce a mettere probabilmente quello che sa. Palermo non è stata forse il suo tempo migliore, quello di oggi, poi rimane dolorante per terra, costretto a rialzarsi, forse ha avuto qualche difficoltà di adattamento nell'arco di questa partita e adesso comunque si rialza, non ci sono problemi per lui. Sicuramente nella rosa del Catania Palermo è il giocatore più adatto a ricoprire il ruolo di mezzala destra. Oggi sta facendo un po' più di fatica perché davanti a lui c'è un giocatore che ha caratteristiche totalmente diverse a Sarno, e ritengo che alla fine del primo tempo, con calma, l'allenatore possa riflettere e possa sicuramente cambiare un po' qualcosina per mettere nelle condizioni la squadra di esprimersi al meglio. Nel frattempo Strianese è stato regredito nella posizione del numero 5 e quindi abbiamo comunque un problema in meno sul fronte di centrocampo, dove Strianese aveva comunque dato buoni impulsi. Adesso ovviamente l'assenza di Nespoli, che il difensore centrale, comporta per il tecnico Antonio Maschio l'assunzione di un rischio e dover rinunciare comunque ad un giocatore. Difatti Maschio va a parlare nella sua panchina, si sta consultando sotto l'occhio vigile di Marco Carli, che prova a seguire il labiale del tecnico. Lo facciamo dire adesso perché il pallone comunque non è in zona pericolo dall'una all'altra parte. Marco, allora si stanno confrontando su che cosa fare. Al momento non ci sono giocatori che si stanno riscaldando, mi pare che la sensazione sia quella che non ci saranno cambi, come hai visto benissimo tu. C'è Strianese che è andato a mettersi al centro della difesa. Forchignone non se la fida di andare a cercare la profondità ed è un peccato, preferisce diciamo il compitino facile in questa circostanza. Invece il Catania adesso ha anche il vantaggio di giocarsela con l'uomo in più all'interno del rigore. Jefferson all'indietro, la giocata, tiro io, tiri tu e poi palla che si perde fuori. Dobbiamo anche pensare che adesso si apre un'altra partita nei secondi 45 minuti. Il vantaggio numerico, seppur con il risultato di 0-0, ci permette di orientarci verso un secondo tempo di natura diversa. Forchignone non ha proprio nelle corde la giocata di qualità, è giocatore di grande corsa, di grande battaglia, non ha paura,
ha un'accelerazione istantanea formidabile, ma non ha qualità nelle giocate, quindi è andato a vuoto il tempo di Rapisarda, che si era inserito con i tempi giusti. Lodi di testa tra 3 avversari in maglia bianca, hanno la meglio, ovviamente c'è un minuto di recupero, mi pare giusta anche l'indicazione dell'extra time di questi primi 45 minuti. Lorenzini scarica al centro per Somma, non si preferisce il lancio lungo a sinistra perché ancora in quel corridoio c'è un controluce importante. Rapisarda, controllo tra 2 avversari, lo scarico per Somma, l'apertura su Palermo, Palermo avanza, palla al piede, Palermo prova il tunnel, non ci riesce e non dobbiamo essere leziosi in queste circostanze. Poi arriva De Luca d'autorevolezza, mette il pallone al centro con Rapisarda, la girata e la palla che comunque viene parata da Antonio Russo. Siamo nell'extra time ormai di questa partita e reputiamo che all'esito di questo lungo rinvio dell'estremo difensore della Real Aversa l'arbitro manderà le squadre negli spogliatoi. Difatti così è, finisce con il risultato di 0-0. A ricominciare i secondi 45 minuti di questa partita che ha già avuto il calcio d'inizio nella ripresa con 2 sostituzioni. Marco Carli, perché è entrato Boccia per il Catania al posto di Forchignone, mentre Andrea Russotto è entrato al posto di Somma. Dunque Castellini va al centro della difesa, Boccia lo vediamo a sinistra con Rapisarda a destra. E quindi abbiamo mantenuto la linea delle sostituzioni con gli under, abbiamo messo maggiore esperienza sicuramente sulle corsie esterne dove ritorna Andrea Russotto, maglia numero 7. Tra un attimo lo vedremo inquadrato proprio sotto la nostra postazione. Jefferson rimane il riferimento offensivo centrale, mentre può il Catania tentare di trovare lo spazio in profondità con Palermo, va a disturbare, ma Russo, Antonio Russo è in assoluto vantaggio, prende la pallone con le mani, nessuna sostituzione tra le fila invece della formazione ospite. Secondi 45 minuti che si aprono con il Catania che prova lo sgancio in profondità. Usufruiamo, ricordiamolo per i nostri amici telespettatori, dell'uomo in più rispetto all'avversario. Doppio cartellino giallo per Enrico Napoli, che ha lasciato al 41esimo la formazione ospite in 10. È chiaro che per il computo degli under il mister Ferraro vuole fare entrare un attaccante grande al posto di Forchignone, deve uscire un difensore grande per far spazio a Boccia. Castellini va a fare il centrale vicino a Lorenzini e Russotto prende il posto proprio di Forchignone davanti a sinistra, mentre a destra si sposta De Luca. 2 giocatori più di qualità che possono sicuramente aiutare meglio Jefferson. Nel frattempo De Luca mette il pallone al centro, lo recupera Jefferson, ancora allo scarico su Rapisarda con il colpo di testa di Russotto, il pallone che viene allontanato incredibilmente da Antonio Russo. Azione che ha visto il Catania proporsi prepotentemente in avanti, ma attenzione alla ripartenza da parte della Real Aversa. Castellini dove lo metti? Funziona questo, ragazzi, è un crack lì in difesa. Lorenzini, manco a dirlo. Boccia, Vitale Boccia, Lorenzini, e poi magari rivedremo al prossimo stop l'azione che prima ha visto il Catania procurarsi la prima azione da rete dei secondi 45 minuti. Siamo sempre sulla corsia di destra, c'è Francesco Lodi che manovra le danze in mezzo al campo con il pallone per Jefferson che però viene anticipato e adesso la gioca Gassama che scarica nella terra di nessuno con i piedi l'appoggio per Lorenzini da parte di Peters.
non arriva a Russotto, il pallone non lo controlla però neppure sull'altro fronte Cavallo, rimesso con le mani per il Catania. E ora Jefferson deve dare di più, deve farsi trovare bene tra le linee, far giocare bene la squadra, è il suo ruolo, è il suo momento, deve dimostrare che la scelta di Ferraro di non far giocare Sarao è la scelta giusta. Da una parte all'altra Peters con Castellini, appoggio per Palermo, scarico a destra del pallone, 2 rimpalli, palla fuori, rimessa con le mani, si va a vedere proprio Palermo su quel fronte, lo scambio sullo stretto, tentativo di cercare la profondità sull'out laterale, Catania che non riesce però a guadagnare neppure o meglio Real Aversa, fallo laterale, si riparte con un calcio d'angolo, ovviamente primo piano proprio per Palermo, che avete visto, con invece l'azione che prima ha preceduto, mentre c'è il calcio d'angolo, attenzione con i pugni, arriva Russo, allontana, 1 contro 1, può partire però Gassamà, c'è tutto un campo, attenzione, Gassamà avanza, palla al piede, Gassamà lo scarico, posizione centrale per Cavallo, Cavallo tra 2 avversari, riesce comunque a mantenere il pallone tra i suoi piedi, poi arriva Rapisarda, applausi per lui, Castellini avanza, palla al piede, Castellini, la posizione la sua è centrale, è diventato quasi, non dico un trequartista ma un centrocampista avanzato, Castellini lo scambio sul limite dell'area di rigore con la possibilità per Russotto, deve scaricare il destro e sinistro, il gol del Catania, lo abbiamo detto ma la posizione però è regolare, tanta fatica per nulla, non ci eravamo accorti della segnalazione della guardaline, ma su quella tocco e ritocco forse al momento della battuta lo rivediamo, questo lo spiovente all'interno del rigore, Jefferson lo scarico, l'1-2, poi arriva Russotto prima col destro, deve portarselo sul sinistro, lo mette in diagonale, ma a me questo fuorigioco francamente non mi convince assolutamente, non si capisce però. Cardinali di Perugia ha alzato la bandierina, ma francamente questo fuorigioco che annotiamo al 50° minuto con il gol di De Luca non mi inquadra tantissimo. Carlo, non so tu. Ma non voglio parlare del fuorigioco, sei tu più adatto sicuramente a parlarne. Io voglio parlare invece di Castellini e permettimi di fare un paragone un tantino azzardato. Nella giocata precedente mi è sembrata una ripartenza degna del miglior Franco Baresi, fa tutto con grande facilità, con grande semplicità e ha fatto anche una giocata nell'assist a Russotto veramente con una semplicità disarmante. Prima sostituzione e soprattutto impressioni a bordo campo di Marco Carli. Una sostituzione per il Real Aversa, sta entrando in campo con la maglia numero 18, anno 2004, sì. Fabio Scognamiglio per la squadra di Antonio Maschio, il sostituto dovrebbe essere Davide Romano, sì, che in questo momento sta appunto abbandonando il campo, dunque Scognamiglio per Romano, un 2004 per un 2003. Poteva essere un riferimento offensivo, Scognamiglio è un giocatore che gioca sulla tre quarti, gioca anche come appoggio alle punte, ancora stiamo parlando di un 2004, è un giocatore versatile, comunque un attaccante, no? Uno che gioca davanti. Ruolo per ruolo, ma il Real Aversa ha il merito di essersi venuto a giocare la partita con le proprie armi, sempre giocando palla a terra, con grande rapidità di gioco, senza paura e chiaramente qualcosa la Gioventude lascia al Catania e il Catania deve essere bravo ad approfittarne nel momento giusto, accelerare un po' di più nella costruzione del gioco. Ci siamo abituati a squadre che erigono le barricate, invece diciamo che questa formazione, quella di Maschio, sta giocando anche per come può, ovviamente moltiplicando gli sforzi contro il Catania senza comunque lasciarsi intimorire dalla presenza di 15.000 spettatori in uno stadio di calcio, mentre attenzione con la possibilità della parata in due tempi dopo il gancio di Rapisarda
l'appoggio di Lodi, che era stato un assist perfetto, ma guardate come il pallone arrivi a Lodi, lo mette con la sinistra la Pisarda, il controllo col destro e poi dai e vai. Beh, bello anche il gesto atletico di La Pisarda, bravo Russo in questo caso. Vedi, la calma di cui parlo è proprio questa. Il Catania, con gli spazi che si aprono, deve trovare una giocata di qualità, perché ha i giocatori per trovare la giocata di qualità. Attenzione, c'è Cavallo, lo scambio con Russo, l'appoggio per Gassamà, ancora Gassamà, lo scarico a destra per Domenico Russo, si libera Cavallo, attenzione, lo spioventa all'interno dell'area di rigore, fortunatamente arriva con i tempi sbagliati dall'incursione di sinistra, c'è qualche scintilla che riguarda proprio il giocatore di Gaetano Formicola e Marco Carli, che si sta guardando una bella partita a bordo campo. Ci manca solo il gol al Catania. È vero, il Catania proverà a cercarlo in questo secondo tempo. Ti dico che si stanno riscaldando per i rossazzurri Sarno, Sarao e Bani, sono i 3 giocatori che sono in procinto probabilmente di entrare in questo momento. Proprio Zeoli ha parlato con Ferraro, probabilmente cambia a breve in casa rossazzurra. Grazie, e attenzione perché in questo momento è il Real Aversa che prova a mettere in ambasce la retroguardia della Catania. Arriva la Pisarda invece sull'altro fronte, lo scarico per posizioni centrali, attenzione, avanza dal piede Palermo, poi lo scambio, l'1-2 con Russotto all'interno dell'area di rigore, può provare ancora una volta il numero 23, la formazione rossazzurra, gli tolgono il pallone dai piedi perché vanno a fare il muro 3 giocatori in maglia bianca, 6 piedi sono più efficaci dei 2 di Marco Palermo. Palla messa fuori, ma non può continuare così. Vitale all'interno del rigore, buona giocata di Russo, che è un giocatore prezioso, tutte le 2 fasi di gara. Gran giocatore Angelo. Sì, mi pare così per questa categoria. È un giocatore che oggi abbiamo visto giocare un buon calcio, dobbiamo essere più bravi però noi. Rapisarda, pallone al centro, attenzione, Russotto, 1-2, il palleggio di Russotto all'interno, fa il funambolo, prova la girata, la rovesciata, non ci riesce. Ancora però Catania che chiude a tenaglia i giocatori del Real Aversa e ci prova comunque con intensità la formazione rossazzurra. Adesso che dobbiamo stringere i tempi di questa partita e poi andare a fare merenda, speriamo. Vai Carlo. Ritengo, sai Angelo, che in questo momento della gara potrebbe essere il momento di Sarno, che potrebbe prendere il posto di Palermo e far giocare De Luca dietro Jefferson, con Sarno che si sistemerebbe a destra per un 4-2-3-1 più offensivo, e sicuramente in questo momento potrebbe essere il cambio che sta pensando Ferraro. E cioè rinunciare a Jefferson? No. Cioè, io dicevo che può uscire Palermo, entrare Palermo, Sarno, sì. Potrebbe. Sì, stiamo ipotizzando. Non sono nella testa di Ferraro. No, chiaro che no. Però potrebbe essere questo un cambio più offensivo e mettere un centrocampo a 2 con Lodi e Vitale. Lodi sta facendo oggi un'ottima partita, e mettere quindi Sarno a destra nel suo ruolo naturale, e dietro Jefferson potrebbe agire tranquillamente De Luca. Beh, nel suo ruolo più la sposo concettuale. questa opzione, la sposa in pieno. Peters con i piedi nel frattempo, diciamo che da 5-6 minuti la partita è a senso unico. Castellini scarica sulla fronte di destra, si fa vedere De Luca, chiuso e anticipato, c'è fallo però sul numero 17 della formazione rossazzurra, batte subito il calcio di punizione del Catania, anzi così vorrebbe ma non succede. Guardate come siano arrivati disinteressandosi del pallone, soprattutto Bonfini. C'è il calcio di punizione, non ci sono però sanzioni disciplinari se non il calcio di punizione. 57 minuti dall'inizio di questa partita, l'inquadratura alla 10 di Francesco Lodi, oggi concentratissimo il capitano del Catania, da quella posizione fatto scoccare sempre tiri velenosissimi per il Catania. Vedremo se anche in questa circostanza riusciremo
ad avere la stessa efficacia. C'è praticamente una batteria di giocatori della Catania sulla linea del pallone. Lodi, la girata di testa, poi il gol! Stavolta sì di Rapisarda! Stavolta sì di Rapisarda, che guardate come va praticamente a mettere il pallone in fondo al sacco quando siamo giunti al minuto 58esimo dall'inizio di questa partita. Il tocco felino rapace dei Rapisarda che va proprio sotto la curva dei tifosi della Catania a festeggiare. Abbiamo detto che Lodi da quella posizione riesce sempre ad essere particolarmente efficace, la snocciola Jefferson, la corregge e la sbatte in fondo al sacco il numero più importante della linea, più efficace della linea difensiva del Catania, che è questo numero 5 che si chiama Ciccio Rapisarda. Angelo, quando ti dico che è una squadra che è giovane, ti concede qualcosa, proprio in queste situazioni, una squadra che è in inferiorità numerica, che si sta difendendo, deve usare le unghie ai denti, per non può prendere gol del genere, deve difendersi meglio con più cattiveria. Il Catania ha più fame del Real Aversa da questo punto di vista, l'esperienza, la rabbia, la voglia dei suoi uomini più importanti ha avuto la meglio sulla gioventù dei ragazzi del Real Aversa. Però che bella quella scodellata tagliente, velenosa, no? Quella lama di spada affinatissima, quel tiro di Francesco Lodi, tagliente all'interno dell'area di rigore avversaria, nella mischia, prima Jefferson troppo vicino al pallone e poi arriva Rapisarda dopo il controllo col corpo di Jefferson. Rapisarda la mette con il piglio di un rapace attaccante, lui che invece di mestiere fa un'altra cosa, però mamma mia, e non è il primo che fa così. A parte il gol di Rapisarda, che è un gol importante di rabbia, di voglia, di carattere, della sua catanesità, è chiaro che ora i cambi sono diversi, Sì. quindi Nel frattempo, ci si scusami aspetta un Carlo cambio più Cellodi, poi conservativo. apertura a sinistra per Russotto. Il Catania la deve chiudere in cassaforte questa partita. Russotto la mette al centro, la mette invece in sicurezza Formicola, applaude Russotto all'intenzione di De Luca, e poi De Luca va proprio sul ragazzo classe 2001 Gaetano Formicola, che gli ha rubato il tempo del gol. Era praticamente un invito a nozze che a volte non può essere declinato, e Sero arriva qualcuno prima, ti toglie il piacere del sì. Lodi dalla bandierina, bense nel primo palo con i pugni Antonio Russo, e adesso subito dopo che finirà questa azione si prepari Marco Carli, ma intanto Catania che ci riprova, vuole chiudere definitivamente match e incontro. 1-0 può non bastare alla voglia comunque di una Catania che vuole dimostrare sul campo ai propri tifosi di valere davvero la grande importanza in questo campionato. Russotto è stato il crack di questa partita, poi Jefferson dopo la sponda di petto di De Luca. Non arriva il momento per Marco Carli, perché il pallone rimane vivo, anzi forse adesso sì, perché lo controllano quelli del Real Aversa. Marco, c'è è arrivato il momento di Sarao per quanto riguarda il Catania, entrerà al posto di Jefferson, ma ti dico che probabilmente Carlo Breve ci aveva visto giusto, perché poco prima del gol del Catania erano pronti per entrare sia Bani sia Sarno. Chiaramente i cambi sono gioco forza diventati diversi nel momento in cui il Catania è andato in vantaggio. Dunque Sarao al posto di Jefferson. Prima però ci sono dei cambi anche in casa del Real Aversa. Sì, e vediamo quali sono, anche perché ho visto il numero 8 che è stato richiamato in questo istante, e ci togliamo, diciamo, un giocatore che ha corso tantissimo ma che mi è parso particolarmente efficace nei limiti ovviamente
di quello che è il coefficiente tecnico del Real Agro Aversa. Sta entrando Giuliano Passariello, anche questo ragazzo classe 2002, mentre esce Jefferson ed entra Sarao. Stavolta la staffetta è al contrario tra i due attaccanti della Catania, è giusto così, perché poi ciascuno deve provare a dare l'effetto Jefferson. Marco. Angelo, solo per completezza ti dico i cambi per quanto riguarda il Real Aversa: sono entrati Passariello e Falivene, sono usciti Cavallo e Russo, adesso invece è il momento di Sarao, come dicevi tu, al posto di Jefferson. E ci siamo tolti due che comunque hanno ben interpretato la partita per quanto riguarda il Real Agro Aversa, ma adesso la sostituzione per Jefferson Sarao ci dà lo spunta per dire che probabilmente adesso Sarao potrà fare il Jefferson della situazione, il capocannoniere è Jefferson di questa squadra, perché arriva quando tutti hanno ormai le batterie scariche e fa il gol. Adesso glielo auguriamo davvero di cuore alla numero 99 della formazione rossazzurra, ovvero al secolo Manuel Sarao, che si è andato a piazzare lì al centro del fronte offensivo della Catania. Adesso che può ripartire il Real Agro Aversa, palla a centrocampo, ma a questo punto si lotta su tutti i palloni e la formazione di Antonio Maschio deve cercare in tutti i modi di trovare la via del pareggio, e per questo però deve dare e deve prestare il fianco al Catania per una ricerca di un raddoppio che tutta questa gente qui, Carlo, ovviamente si aspetta. Sì, si aspetta soprattutto qualche giocata di qualità, e può mettere queste giocate di qualità, può mettere nelle condizioni Sarao di fare gol. Sempre Rapisarda, ma che giocata quella che porta adesso al servizio per Russotto. Siamo sull'auto di sinistra del campo, Russotto stavolta doppio passo, mette però il pallone troppo esterno, lo colpisce con il sinistro largo, palla che si perde fuori. Dicevamo, Carlo, che adesso si apre un'altra partita, Catania in vantaggio 1-0 e in vantaggio anche di uomini, e c'è un pubblico che a questo punto magari vorrebbe festeggiare il ritorno di Pellegra ancora una volta, esultando come è stato per il gran gol di Rapisarda. Anche perché il Real Aversa ha poche frecce nell'arco, mancando Strianese che era il riferimento più importante lì davanti, ha dovuto adattare prima Gassama come prima punta e ora l'ingresso di Scognamiglio, che può essere un riferimento offensivo, ma sicuramente non hanno la fisicità e il peso che può avere Strianese per questa squadra in questo momento. Attenzione, perché c'è, commette fallo Giuliano Passariello, che si è andato a piazzare e Passariello sì, che ha preso il ruolo di prima punta, è un po' più fisico, Lodi, ma non ha l'esperienza adatta per poter impensierire, anche se in questo caso ha avuto uno spunto fisico rilevante. E lì deve vedersela comunque alla fine con le due colonne centrali del nostro reparto difensivo, con Castellini che è tornato a fare il centrale e con Lorenzini, mentre tra un po' Marco Carli ci dirà quali sono le intenzioni del tecnico del Catania, che oggi indossa questa tuta blu con questa felpa rossa, che mi sembra oggi ancora più motivato del solito, tant'è vero che sta passeggiando a bordo campo molto al di là dell'area tecnica. Riprova invece Gassama, che adesso si è spostato sul fronte di esterno di destra, indietro la gioca il Real Aversa con Strianese, taglio da una parte all'altra del campo prima che il pallone torni a Russo, può tornare nuovamente a Domenico Strianese, l'apertura a destra per Boemio, Boemio avanza, palla al piede, viene chiuso nel momento della cross da Boccia,
gli mette il pallone fuori, rimessa con le mani per il Real Agoraversa. E adesso, anzi no, proprio l'ultimo tocco è andato oltre la linea del fondo, c'è calcio d'angolo. Gassama scarica all'indietro per Del Prete prova a perfezionare il lancio all'interno della rigore. Bonfini non raccoglie l'invito a rimetterla al centro. Formicola poi da posizione siderale, una serie di rimpalli e poi incredibile la parata di Peters sul tiro davvero elementare di Gassama. Ci siamo fatti davvero ipnotizzare da questa palla che sembrava non avere nessun tipo di efficacia e invece un rimpallo. Attenzione, perdiamo un altro pallone all'interno dell'area di rigore, può intervenire Gassama e se le mangia tutte, e meno male che sia così, meno male, perché davvero oggi ballavamo l'Alligalli. Se il giocatore della Guinea avesse avuto maggiore enfasi e maggiore mira. Vedi Angelo, le grandi squadre anche in questi momenti vengono aiutati dalla buona sorte, sì, e soprattutto un grandissimo intervento di Peters nella prima conclusione di Gassama. Grandissimo intervento, perché ha rimediato a un momento di dormiente di tutta la difesa e ha fatto un intervento da grandissimo portiere. Nella seconda situazione ancora difesa un po' disattenta, molle, ed è stato Gassama a concludere malissimo. Lì basta spingerla dentro, sì, di interno sinistro, la butta dentro, facile, bassa, facile. Sì, chiaro, guardate quello che è successo all'interno dell'area di rigore, questo pallone sporco, arriva Gassama e si mangia davvero il gol dell'1 pari. Ma vedi prima... la gioventù, lì bisogna essere cattivi, rapaci, così come lo è stato Rapisarda, doveva esserlo il giocatore del Real Aversa. La caratteristica dei giocatori delle grandi squadre sta proprio qua, Angelo. E ti ho detto che le differenze, attenzione, perché loro ce l'hanno scritto praticamente nello stemma societario, sociale: non decipit somnus, che significa il sonno non mi inganna, e qui diventa particolarmente serio non addormentarsi in questa fase di partita. Marco Carli. Per dirti, Angelo, che mentre osservavate i gol che si è mangiato Gassama per quanto riguarda il Real Aversa, è entrato Sarno nel Catania al posto di De Luca. Fra poco sarà il turno di Bani al posto di Marco Palermo, e ovviamente vi regalo anche le sensazioni delle due panchine, soprattutto quella del Real Aversa, con Maschio che si è messo le mani nei capelli una volta e poi nella seconda per poco non se li strappava per l'errore di Gassama. Abbiamo la fortuna di non averli, almeno io, e quindi non ho dovuto fare altrettanto se invece l'esito del tiro fosse stato diverso. Invece bene così, ho salvato praticamente capre e cavoli, e soprattutto si è salvato il Catania, che sicuramente non deve dormire. C'è la sostituzione che ci aveva già preannunciato Marco Carli, e quindi l'ingresso in campo di Cristiano Bani, ed esce De Luca. E adesso cerchiamo di dare anche una lettura, e poi sì, esce Palermo. Marco. Sì, esatto, esce Palermo. De Luca era uscito poco fa per dare spazio a Sarno. Perfetto, quindi era rientrato De Luca dalla precedente sostituzione e adesso entra Cristian Bani ed esce Palermo. Abbiamo praticamente cambiato tutto il fronte offensivo, no? Abbiamo modificato la squadra, l'abbiamo rimodulata via Forchignone, via Jefferson, via De Luca, dentro al campo Sarao, dentro al campo Andrea Russotto. Ovviamente in queste sostituzioni non c'è mai spazio per Giovinco. Bani che va a mettersi da mezzala sinistra, spostando quindi Vitale sulla mezzala opposta, quindi mezzala destra Vitale. Sempre 4-3, quindi il Catania. Eh sì, con
Sarao che prova a rincorrere il pallone. Sembra che abbiano davvero ripreso coraggio i giocatori del Real Aversa, come se il Catania avesse dato la possibilità di crearsi gli spazi vincenti per il gol. Ci sono andati vicini in due circostanze, ad onore del vero, ma il Catania ha resistito. Buono questo giocatore che è Mohamed Amil Gassama, giocato dall'inizio di questa partita, e tutto sommato per giocare in una squadra che di questo campionato può chiedere soltanto una dignitosa salvezza, mi sembra che sia comunque un giocatore da seguire indipendentemente dall'esito di questa partita. Russotto, disturbato per l'appunto da Gassama, prova adesso invece ad involarsi. Boccia sul settore di sinistra, Boccia entra all'interno della rigore, Boccia lo slalom, poi c'è lo sgambetto, ma l'arbitro dice che Boccia se l'è andata a cercare questa simulazione e quindi c'è il cartellino giallo per Boccia, che aveva fatto tutto bene, poi si è fatto ingolosire al momento. Guardate, salta bene nel Boemio, entra all'interno dell'area di rigore e poi non lo tocca francamente Strianese, lui rovina per terra, l'arbitro capisce tutto e dice vabbè, se contatto c'è stato, non è stato così violento da non permetterti di proseguire l'azione, soprattutto di richiedere il calcio di rigore. Cartellino giallo per il numero 2 della formazione rossazzurra. Per quanto riguarda Gassama, Angelo, se avesse pure fatto gol era un goleador di mestiere, non era in queste categorie. Daggi è un giocatore funambolico, bravissimo tecnicamente, rapido, veloce, ma gli manca la cattiveria per buttarla meno dentro. male. Sì, dicevamo che una delle considerazioni di Maschio, che da quando è arrivato comunque ha provato a sistemare la linea media del campo e anche la linea difensiva in un certo qual senso per quello che ha, poi gli rimaneva invece il fronte offensivo, e adesso che non ha potuto fare a meno del nuovo acquisto proprio lì sul fronte offensivo, espulso direttamente nel recupero della partita del Real Agro Aversa contro il Trapani, ha dovuto un po' mischiare le carte, ma il Catania comunque non deve assolutamente farsi ingolosire dal vantaggio di 1-0, deve cercare di chiuderla, metterla in cassaforte questa partita. Ci prova con Russotto che ha giocato davvero una buona partita stavolta, è incredibile, trattenuta da così altri sport, e c'è il cartellino giallo per Strianese. Russotto gli mette la freccia e Strianese non può che andarsi a prendere la maglietta di Russotto come souvenir, ma queste cose si fanno a fine partita, no, non adesso, non durante la partita, però questo è un cartellino giallo ben speso. Sì, devo dirti molto bene Boccia oggi nell'auto di sinistra, può essere una soluzione, soprattutto nelle partite in casa dove puoi giocare con l'under dietro, con Castellini vicino a Lorenzini e sfruttare un over più avanti. Eh sì, diciamo che oggi qualche soluzione diversa rispetto al solito l'abbiamo vista sin dalla genesi di questa partita, che ricordiamo, visto in campo Forchignone, Jefferson e De Luca, Palermo dal primo minuto. È una formazione che è quella normalmente dei secondi 45 minuti e non quella del primo tempo. Francesco Lodi batte il calcio di punizione, pallone che viene scodellato sul fronte di destra, ma Sarno è in posizione irregolare, se ne avvede il secondo assistente del direttore di gara Marco Cardinali, quello che ha sventolato la bandierina sulla posizione regolare di De Luca, quello che ha privato il Catania di un gol, azione che dalla nostra angolazione non siamo riusciti a cogliere se legittimo la segnalazione della seconda assistente del direttore di gara o no. La percezione che abbiamo avuto è che non fosse in fuorigioco, però vabbè, questo è, non abbiamo il VAR e quindi non possiamo rivedere
con attenzione alle misurazioni del VAR queste azioni. Russotto avanza palla al piede, sempre lui, sempre sul settore di sinistra, stavolta gli rubano il tempo, poi arrivano in due sulla pallone, non c'è fallo, infatti Boccia è chiamato, anzi è chiamato a rialzarsi, era Bani nella circostanza, lungo lancio profondo uscito con i piedi, Beters fuori dall'area di rigore, Rapisarda di testa il controllo, la palla rimane però lì, attenzione con Sarao che scarica per linee orizzontali, si riparte ancora una volta da Russotto, Boemio lo scherma col corpo, poi Gassamà stavolta in un ruolo più arretrato, posizione più centrale, Rapisarda fa il torello tra due avversari, attenzione, poi si va a prendere i rimproveri del direttore di gara, ma non il cartellino giallo, in fondo non aveva commesso nessun fallo particolarmente significativo, ma era stato messo in mezzo a due avversari e provato a difendere come poteva la posizione. Gassamà ancora davvero tanto da dare, ma prima di lui arriva nuovamente il Catania con Sarao, posizione irregolare quella di Russotto, e qui su questa segnalazione ovviamente la guardaline ha aspettato che il pallone arrivasse a Russotto prima di alzare la bandierina, ma forse in partenza c'erano gli estremi per interrompere l'azione. Carlo. Il Catania deve essere meno lezioso, deve chiudere sta partita perché il Real Aversa è ancora in partita ed è un merito questo. Se all'80° del secondo tempo, con un tempo giocato interamente in 10 contro 11 contro il Catania, la squadra si trova ancora a essere viva e addirittura a sfiorare il pareggio, è sicuramente un merito. Il Catania deve avere più cattiveria nel chiudere la partita e essere meno lezioso. Chiudiamola questa partita allora, Carlo, e vediamo come riesce a farlo il Catania. Ormai di sostituzione la formazione rossazzurra mi pare, adesso che il gioco è fermo, non ne possa più effettuare, mi pare che in questo Marco Carli ce lo può anche confermare. No, ma ti volevo dire, sì, te lo confermo, ti volevo dire che il Real Aversa sta per far entrare Petricciuolo col sì, numero 19, entrerà al posto credo proprio di Gassamà, ancora non ho l'indicazione definitiva. Arrivano invece tante indicazioni per i giocatori del Catania per Bani, specificatamente quando il Real Aversa costruisce da dietro, di uscire e andare a pressare sulla costruzione dal basso da parte della squadra campana. E poi a Lorenzini è stato detto attenzione che sullo sviluppo del gioco il Real Aversa, pur essendo in 10 uomini, attacca con 4 giocatori, per cui stare attenti. C'è Del Prete all'interno della rigore, la posizione però stavolta è irregolare, quella di Giuliano Passariello, segnalata da Romagnoli che ha alzato la bandierina, e c'è la sostituzione, la quale avevi fatto già accenno, ingresso in campo di Mariano Petrucciolo, e Petricciuolo vediamo al posto di chi entrerà. Sì, abbiamo visto la lavagnetta col numero 19, ci manca il referente. Sì, Gassamà. Sì, ed esce Gassamà, giocatore che oggi si è mangiato l'inverosimile. Bene così per il Catania, ma il pubblico di Catania lo applaude, e questo è un altro di quei segnali che raccontano cosa è diventata questa città nel tempo, anche in grado di poter apprezzare gli sforzi dei giocatori e delle formazioni avversarie. Sono scene che raccontiamo perché secondo me diventa importante far capire anche l'evoluzione di un pubblico che comunque apprezza gli sforzi, ma noi dobbiamo chiuderla questa partita. Non dobbiamo pensare all'arresto, poi lo andremo a fare dopo la parata di Beters su un tiro tutt'altro che significativo. È stato nel proprio primo pallone giocato da Petricciuolo, classe 2000 per lui. Adesso che di minuti ne sono trascorsi quasi 83 dall'inizio di questa partita. Ricordiamo che il Catania è in vantaggio, così come vedete, per 1-0. Il gol realizzato da un supersonico Francesco Rapisarda,
però il Real Aversa, nonostante sia in 10 dallo scadere dei primi 45 minuti, ancora la sua partita davanti a questo pubblico che è davvero incredibile. Diciamo che è un terzo di tutta quanta la cittadinanza, poco meno di un terzo della cittadinanza di Aversa, e i 14 che sono arrivati per vedere questa partita. Attenzione, sul fronte di sinistra c'è Rapisarda però che deve chiudere, lo fa con una puntualità assoluta, per me migliore in campo Rapisarda in una partita che è stato importantissimo insieme a Beters. Attenzione, Russotto non ci arriva sul pallone, però arriva la sponda proprio di Bani, poi Russotto al centro con Russo che ha 3 lettere in meno del cognome di Russotto, ma può toccare il pallone con le mani e perciò arriva facile sul controllo. E poi guardate che com'è ancora la tensione di Francesco Rapisarda, che è uno che non molla mai nella maniera più assoluta, rimane davvero un giocatore importantissimo a livello di carattere, determinazione, motivazioni in questa squadra. Calcio di punizione per il Real Aversa, lo batte Del Prete, capitano di questa squadra. Non si è visto tantissimo, però ha fatto un po' il metronomo del settore di centrocampo. Del Prete batte il calcio di punizione, pallone scodellato, saltalo in 2, attenzione, sul pallone di ritorno non c'è nessuno, c'è invece la possibilità per il Real Aversa con Strianese, palla messa distante, allontanata, attenzione, non dobbiamo commettere questi errori, ancora una volta può piazzare il tiro Falivene, la para praticamente Beters. Non era un impegno difficile, Beters anche lui essenziale nell'ottica di questa partita. I suoi interventi sono valsi il gol di Rapisarda. Non sappiamo poi Vaglia India chi darà la palma del migliore, se a Rapisarda, fin quello che abbiamo visto, o a Beters. Lo scopriremo soltanto domani durante corner, mentre Russotto con grande fair play aiuta l'avversario. Arriva anche il signor Simone Gavini di Aprilia, che ha diretto bene questa partita. Non è stata una partita nervosa, è stata una partita comunque ben diretta dall'arbitro, che non ha avuto mai nessun precedente contro il Catania o col Catania. Ha diretto però 47 gare ufficiali in quarta serie, Coppa Italia compresa. Ha estratto prima di questa partita 185, con quelli di oggi 188 cartellini gialli, e con quello di oggi 12 rossi, di cui 7 quello che ha riguardato proprio Rico Nespoli per doppi gialli. Ha fiscato finora 17 calci di rigore. Diciamo che il bilancio aggiornato delle partite dirette in Serie D è di 19 vittorie per le squadre di casa, 14 pareggi e 14 per le squadre che invece le hanno giocate in trasferta. C'è l'ultima sostituzione per le fila del Real Aversa, Marco Carli. Si è entrato con il numero 15 Alessandro Crispino per il Real Aversa, è uscito infortunato Vincenzo Boemio, classe 2004, mentre il subentrato Crispino è del 2003. Crispino è un titolare assoluto del Real Aversa, aveva giocato in tutte le precedenti gare, quindi lo mette dentro negli ultimi minuti, magari per cercare di spingere un po' di più nell'out di sinistra. Vedremo quello che comunque il Catania non deve fare, e non addormentarsi sugli allori di questo vantaggio che è di 1-0 dopo il gol di Rapisarda. Catania, per dirla un po' in termini morbidi, non ha fatto sicuramente oggi la sua migliore prestazione. Se all'88esimo e con un tempo in superiorità numerica si è ancora sull'1-0 e non ha creato altre situazioni da gol, qualche motivo ci sarà, insomma. Però prendiamoci questi 3 punti alla fine di questa partita e speriamo che comunque la concludiamo con una vittoria che
darebbe comunque alla Catania l'ulteriore conferma e certezza che al di là di tutto siamo capolista indiscussi di questa, non soltanto di questo girone, ma abbiamo capacità di potercela giocare anche e vincerla anche nelle partite apparentemente meno facili per come si mettono in campo. Nel frattempo gioco è fermo, manca praticamente un giro del cronometro, avete visto l'entrata di Bani, poi il tentativo di distacco dalla pallone, c'è il calcio di punizione quindi a favore del Catania, lo batte Lodi, lo batterà col sinistro, siamo all'altezza grosso modo dell'area di rigore sul corridoio di sinistra, battuto l'uscita a vuoto da parte di Russo, il pallone che si perde fuori e quindi c'era anche la posizione comunque irregolare segnalata dalla guardaline, nulla di fatto in questa circostanza. Attenzione perché perdiamo un pallone con Castellini a centrocampo, incredibile la girata, il pallone che fortunatamente lo calciano fuori quelli della Real Aversa, con Petricciuolo che ha di che disperarsi, ma un calo di tensione così non ce lo possiamo permettere. Guardate Petricciuolo ancora limite dell'area di rigore, col destro il pallone che sorvola fortunatamente la traversa e va direttamente ad essere spedito in curva sud. Ma che pericolo, mamma mia. Due considerazioni, Angelo. Sì. Il primo errore in stagione di Castellini, il primo grave errore in stagione, ci può stare, un ragazzo del 2003, e l'errore di scelta assoluto dell'attaccante del Real Aversa, che invece di andare a servire, Scaricare, certo. e lo manda tu per tu col portiere, sceglie la soluzione del tiro e sbaglia clamorosamente. E lì si è fatto ingolosire dalla possibilità di passare il pallone, tra l'altro a Passariello che era lì a fianco sulla corsa, a Petricciuolo invece ha preferito fare il gol d'autore, lo avrebbe fatto se ci fosse riuscito. Marco Carli. Sono 5 minuti di recupero, Angelo, di questa partita, recupero che già fra parentesi anche iniziato. Chiaramente vabbè, è ovvio che sospirone di sollievo per la decisione di Petricciuolo di non servire il suo compagno, di andare al tiro nella precedente azione, è veramente ancora e ancora di più mani dei capelli per tutti i componenti della panchina del Real Aversa, che veramente ha avuto le occasioni per pareggiarla questa partita. E adesso aspettiamoci che scorrano questi ultimi 4 minuti scarsi dei 5 concessi dal direttore di gara di questa partita, di cui abbiamo parlato prima, diretto finora molto bene. La gara non è stata spigolosa, non è stata nervosa, ma secondo me ha fischiato nei momenti giusti, ha estratto i cartellini giusti e ha tenuto comunque sempre alta l'attenzione alle fasi di gioco. Buoni mi sono parsi anche Romagnoli e Cardinali al di là di quell'azione, mentre attenzione c'è Sarno era sulla rincorsa del pallone all'interno dell'area di rigore, l'anticipo su tutti di Russo. Adesso attenzione perché il Real Aversa ha preso gusto nel tentativo di andare ad insediare la porta della Catania. Lorenzini di testa allontana, Lodi perfeziona il rinvio direttamente nella terra di nessuno, dove si tira il pallone in mezzo al mucchio. Adesso abbiamo più forse la volontà di andare a cercare il raddoppio nell'arco di questa partita. Stiamo difendendo il risultato di 1-0, mancano 2 minuti e mezzo abbondanti prima che l'arbitro fischi definitivamente la fine di questa gara. Castellini, poi Vitale, Sarno, tutti nel mucchio, tutti tra i piedi degli avversari. Stavolta Russo avanza palla al piede Strianese e ancora ha la lucidità per andare a pescare sull'auto di sinistra il compagno di squadra, lo fa, saltano Rapisarda che mette una zampa, poi c'è il fallo su Castellini all'interno dell'area di rigore
lo commette Passariello, che nel frattempo si rialza comunque anche il difensore centrale. Guardate, Rapisarda prova ad ostacolare il tiro, poi arriva senza guardare neanche il pallone sui piedi dell'avversario Passariello. L'arbitro fischia il calcio di punizione per il Catania e Catania ha un sospiro di sollievo, perché anche questa azione poteva comunque tramutarsi in qualcosa di pericoloso per la formazione rossazzurra. Sarao di testa prova a dare profondità per Russotto, ma sembrano davvero 11 contro 11 giocatori del Real Aversa in questa fase della partita, che adesso si trovano nello stretto lungo lancio a cercare a sinistra. Rapisarda sbaglia però l'appoggio sul pallone, prova a recuperare, prova a caricare il destro. Lorenzini di mezzo, sembra praticamente un birillo al centro dell'area di rigore, riesce comunque a sventare il pericolo con Sarao e il controllo per Russotto. Può ripartire invece di fronte il Catania, si fa vedere Sarno sul settore di sinistra, deve saltare prima l'uomo, Russotto preferisce attendere l'avversario il fallo, che arriva tempestivamente e poi si rialza dopo che Formicola aiuta proprio Andrea Russotto a rialzarsi. Non poteva fare diversamente il numero 3 della formazione ospite, e nel frattempo Russotto non poteva neppure servire Sarno, che si era fatto vedere largo sull'altro fronte perché aveva 2 giocatori in marcatura su di lui. Stavolta lo batte Russotto, il calcio di punizione, siamo sul lato corto dell'area di rigore, potrebbe tentare di inquadrare lo specchio della porta sulla 7 di destra, la porta difesa da Russo. Nel frattempo sarà sicuramente l'ultima azione di questa partita. Russotto difatti l'avevo immaginato, ci mette però le zampe, anzi le mani, Antonio Russo, e finisce proprio in questo istante la partita. Risultato finale qui allo stadio Massimiliano Massimino, 1-0, gol di Francesco Rapisarda contro il Real Aversa. Forza Rossazzurri!